voglio ringraziare le 3 persone che sono venute oggi a rappresentare cos'è il Partito Democratico di Padova. Intanto perché siamo tutti abbastanza giovani, chi più guarda Vittorio e chi meno, e sono per metà donne. E questo lo dico perché dare la rappresentazione di un partito così dà anche, io penso, un'idea di come vogliamo lavorare, di cosa proviamo a mettere in campo. Quindi ringrazio il segretario provinciale, la portavoce provinciale delle Democratiche e, anche se ci è dovuto lasciare qualche minuto prima, il vice sindaco di Padova, cioè dal punto di vista gerarchico uno degli amministratori più importanti di questa regione, che è iscritto al Partito Democratico. Io penso che Vittorio, Fiorella e Andrea oggi abbiano provato a raccontare in pochi minuti come noi intendiamo la buona amministrazione a qualsiasi livello, sia che si tratti del governo nazionale che di un comune seppur importante, cioè di come possiamo, se vogliamo, trovare la coincidenza, la sovrapposizione tra i valori ideali, cioè tra le aspirazioni a cui noi andiamo quando facciamo politica, e anche la concretezza, molto spesso anche nelle piccole cose delle nostre ambizioni. E questo lo dico perché in questi primi mesi di Consiglio regionale mi è accaduto frequentemente di accorgermi come la politica della Lega, la politica del governatore Zaia vada in una direzione completamente rovescia. Provo a fare alcuni esempi anche in riferimento a alcune questioni che sono state sollevate prima. Intanto il tema è, lo diceva molto bene Andrea, individuiamo un problema e cerchiamo la soluzione a quel problema. Molto spesso purtroppo la Lega, anziché occuparsi di trovare le soluzioni, si concentra esclusivamente nell'indicare il problema, perché indicando il problema può costruire quella sensazione di rabbia, di malessere, di insoddisfazione che non aiuta i cittadini a risolvere i problemi in maniera concreta, ma che probabilmente ha un significato dal punto di vista del consenso elettorale. Ora, quando il vice sindaco di un comune importante come Padova, che ha avuto in passato anche gravi problemi in riferimento alla sicurezza urbana, ci spiega come il tema della sicurezza debba essere sì realizzato attraverso azioni di natura repressiva e di aumento dei controlli, ma anche e soprattutto restituendo alla città dei luoghi, alla socialità, al presidio, diciamo, positivo e volontario dei cittadini, ci spiega come in realtà in questi anni forse abbiamo subito una narrazione del concetto di sicurezza che in realtà era più finalizzato a raccontare un problema che a risolverlo, in particolare in ambito urbano. La seconda questione da cui secondo me si può dedurre che in realtà le politiche regionali non sono poi così votate alla concretezza, lo dico perché Zaia molto spesso i suoi assessori dicono di essere concreti come i veneti, e io in realtà ultimamente vedo che questa concretezza manca un pochino. E oggi infatti ho parlato di annuncite, cioè io vedo che il presidente di regione si occupa moltissimo di inventarsi notizie con le quali riempire le conferenze stampa quotidiane, molto meno invece di risolvere anche qua problemi concreti. E mi riferisco, giusto per stare sui temi contingenti, alla campagna vaccinali. Noi abbiamo assistito per settimane a una serie di annunci in riferimento alla campagna vaccinale che venivano smentiti costantemente giorno dopo giorno. Ora, io credo che questo non solo non contribuisca alla soluzione dei problemi, non solo rischi anche di spostare il focus dell'attenzione dalla necessità di organizzare in maniera seria e presidiare la campagna elettorale, ma determini spesso anche delle aspettative che, se poi mortificate, hanno anche un effetto, come dire, boomerang. Il tema di poter vaccinare le persone che vengono a fare i turisti in Veneto è un tema che non sta né in cielo né in terra, almeno in questa fase della campagna vaccinale. Costringere l'opinione pubblica veneta a discutere di questa opzione per 5 giorni, fatto poi salvo di arrivare a concludere che non sappiamo neppure se abbiamo abbastanza vaccini per vaccinare i nostri cittadini, concittadini, a me sembra un'arma di distrazione di massa che però non ci aiuta a stare concentrati sul tema fondamentale, cioè come mettiamo in sicurezza sia la salute e anche le attività
economiche di questa regione. L'ultimo esempio, in base alle cose che ci siamo detti, lo diceva in un commento una persona che ci sta seguendo, Massimo, che diceva bisogna costruire le soluzioni insieme. Guardate, questo è proprio vero, cioè noi dovremmo essere messi nelle condizioni di avere un confronto costruttivo per trovare le soluzioni migliori, e questo non solo non avviene in Consiglio regionale, l'abbiamo detto in tutti i modi, ma molto spesso non avviene neppure nelle questioni strategiche di sviluppo regionale. Faccio 3 esempi rapidissimi, in parte anche già citati. Il primo riguarda il Gra di Padova, il cosiddetto grande raccordo anulare, un'opera, o meglio, un intervento di cui si è iniziato a parlare nel 2004, che è stata dichiarata come intervento infrastrutturale di interesse regionale nel 2008. Da allora si sono fatti una serie di incontri che hanno coinvolto le amministrazioni locali per definire l'eventuale tracciato di quest'opera. Pochi mesi fa la società che si sta occupando della pianificazione dell'opera ha consegnato delle proposte realizzative alla regione, e la regione cosa ha detto? Non lo sa. Non sa se l'opera è ancora di interesse regionale, non sa se permane l'interesse del privato, e sostanzialmente non ci sa dire se intende investire o meno nella realizzazione di quell'opera. Questo io lo ritengo molto grave, perché i sindaci di quei 22 comuni che sarebbero toccati dall'opera, che è un'opera importante per la viabilità di Padova e provincia, ma è anche un'opera molto impattante, quindi è necessario il confronto con il territorio per definire il tracciato più idoneo, la realizzazione migliore, hanno lavorato, si sono confrontati tra di loro, hanno valutato opzioni realizzative, e oggi, dopo più di 17 anni, non sanno se tutto quel lavoro avrà una ricaduta. Oppure lo citava Vittorio prima, la questione del Parco Colli, è una questione che riguarda tutti i parchi regionali, ma concentriamoci su quello della nostra provincia, il Parco Colli. A parte che è un consiglio di amministrazione, quello nominato dal presidente Zaia, che su 5 membri non prevede neanche una presenza femminile. Lo dico a proposito di ciò che diceva Fiorella, che a me convince molto, sulla cultura, gli stereotipi, no? E sulla necessità che alle donne sia riconosciuto un ruolo, non perché sono le donne e quindi hanno bisogno della quota rosa, ma perché comunque possono rappresentare un punto di vista della società per le soluzioni migliori. Il fatto di costruire organismi interamente maschili significa che ci sarà una lettura esclusivamente maschile, che non è né migliore né peggiore di quella femminile, sicuramente manca di un pezzo. Ecco, dicevo, in quel consiglio di amministrazione nominato solo dal presidente della regione, il risultato è che noi abbiamo, dopo 4 anni di commissariamento del parco, un consiglio di amministrazione nominato per cooptazione e filiera politica, senza un progetto, senza un programma di mandato, senza un elenco di priorità di investimento. Non sappiamo niente, se non il nome del presidente. Ora, questo non è un meccanismo attraverso cui si genera quella confronto, cooperazione, coordinamento dal basso di cui parlavamo prima. Ultimo punto, ma solo perché li ho visti citati tra i commenti, la questione del piano rifiuti. In questo momento Padova e provincia sono toccati da alcune questioni fondamentali che riguardano il cosiddetto ciclo dei rifiuti. Nella bassa padovana con la discarica di Sant'Urbano, e in città con la possibile attivazione la sostituzione di alcune linee dell'inceneritore per la costruzione di una nuova linea dell'inceneritore. Ora, anche su questo è impensabile che sia la regione a decidere su tutto senza il minimo coinvolgimento formale delle amministrazioni coinvolte. Per quanto riguarda la discarica di Sant'Urbano, ad esempio, premesso che c'è un problema grave di rifiuti e di fortissimo impatto ambientale in tutta la bassa padovana, la discarica di Sant'Urbano è l'esempio più clamoroso per dimensioni, ma abbiamo la bassa padovana che è torturata da una serie di scempi di natura legati al ciclo dei rifiuti, su cui varrebbe la pena fare uno speciale ad hoc. Ma
Sulla discarica di Sant'Urbano non abbiamo ancora capito quale quantità di rifiuti dovrebbero essere lì conferiti, perché il dimensionamento, già quello attuale, quello previsto a maggior ragione, è assolutamente sovradimensionato rispetto alle previsioni per quanto riguarda la provincia di Padova. E lo stesso problema si pone con la linea della nuova linea dell'inceneritore che dovrebbe essere realizzato in città. Padova non si è mai tirata indietro a farsi carico, anche in nome appunto di quel centro che fa da servizio a una comunità più vasta, anche di farsi carico, diciamo, dei sacrifici della rappresentanza diffusa. Però bisogna mettere in chiaro le cose, cioè se dentro la visione che la regione ha delle distribuzioni per funzioni del Veneto, Padova deve diventare la provincia delegata allo smaltimento dei rifiuti di tutto il resto della regione, io credo ci sia un problema. E se metto insieme le notizie che ho di Sant'Urbano e le notizie che ho sull'inceneritore di Padova, mi viene questo dubbio. Allora vado a chiudere davvero, anche perché avevo promesso a Fiorella che se io che lei avremmo fatto in tempo a mettere sulla cena e a sistemare i bambini, giusto Fiorella? Se no poi non si fida più di quello che le dico. Chiudo davvero per dire che noi oggi abbiamo, noi come PD provinciale di Padova, ma è sicuramente un impegno che il partito si assume in generale, abbiamo proposto alcuni temi che però stanno a indicare o vogliono provare ad indicare un metodo. Quando parliamo di rigenerazione urbana, noi stiamo parlando di un modello sociale di comunità che abbiamo in mente, in cui le persone costruiscono insieme il loro futuro, i loro spazi, i loro servizi. Quindi la città non solo come luogo fisico fatto di edifici e di strade, ma come un luogo sociale dentro il quale costruire relazione. Quando parliamo di prossimità e di vicinanza, non parliamo soltanto appunto della solidarietà o della carità, perché anche questa immagine della sinistra buonista ha un po' stancato, ma perché siamo convinti che attraverso un sistema sociale e sanitario radicato sul territorio di prossimità, costruito attorno a infrastrutture sociali fondamentali, che sono quelle di cui parlava Fiorella prima, si possa realmente costruire un'emancipazione collettiva. Sul punto faccio notare che sono avvenute, lo dico proprio in parentesi, però anche qua ho visto alcuni messaggi mi hanno stimolato. Stanno avvenendo in questa regione delle cose clamorose. Il fatto che la regione abbia deciso, senza consultarsi con nessuno, ad esempio, che i consultori regionali debbano essere depotenziati, e non entro nel merito perché ci metterei troppo, ma lo cito perché è un elemento, io credo, gravissimo. Senza consultarsi con nessuno, il depotenziamento dei consultori va esattamente nella direzione rovescia. Io invece credo che noi dovremmo costruire quelle infrastrutture sociali che sono sicuramente strade che ci permettono di arrivare più velocemente nei posti, che sono sicuramente servizi di asili nido e di scuole, ma sono anche servizi come consultori, come il fasciatoio nei bar. Faccio presente che in Festa dell'Unità ad Abano il fasciatoio c'era nei bagni da ormai diversi anni, ma ovviamente deve diventare patrimonio collettivo di tutti. E quando parliamo, e chiudo su questo, di sviluppo sostenibile, di sviluppo che parte dal basso, è proprio la necessità che c'è, a mio giudizio, di ricercare soluzioni innovative che siano compatibili certamente con gli assetti ambientali. La transizione ecologica e la lotta ai cambiamenti climatici è, come dire, l'orizzonte ormai inevitabile per tutti, ma anche che siano sostenibili dal punto di vista del benessere diffuso della collettività, ma anche dal punto di vista economico. Questo lo dico perché voglio anche evitare che il grande tema dell'elemento, diciamo, del fattore economico sia lasciato al centrodestra. Noi riteniamo che sia strategico, non sia prioritario rispetto alla salute dei cittadini, ma sia strategico e deve essere costruito però attorno ad una sostenibilità che riguardi le comunità dentro le quali anche le attività economiche sono chiamate ad insistere e ad avere il loro pezzo di responsabilità. Sono progetti ambiziosi, però io credo, e chiudo, che se noi riusciamo a tradurre i contenuti valoriali di cui trasversalmente abbiamo parlato tutte in scelte, programmi e politiche molto concrete, faremo non solo un buon servizio alle comunità che siamo chiamati ad amministrare, ma interpreteremo in maniera seria e responsabile il nostro essere militanti del Partito Democratico. Grazie.